vince il fair play nella quinta tappa del Giro Sardegna 2022. La penultima fatica della corsa ciclistica sulle coste galluresi ha visto i 300 corridori prendere parte alla Monti e Laghi dell'Interno. Si è trattato di quasi 88 e 104 km tra Medio Giro e Gran Giro, con un dislivello fino a 1500 metri. Il percorso è stato vario e piuttosto affascinante. Dopo la partenza, gli iscritti al Medio Giro hanno proseguito compatti sino al 20° chilometro. Da qui è iniziata una fuga a 3. I protagonisti, la maglia rosa Andrea Costanzo, Leonardo Mona e Leo Luca Sereni, dopo pochi tornanti diventano 2. Sereni è infatti costretto a lasciare, dando vita a un entusiasmante braccio di ferro tra Mona e Costanzo. All'ingresso a Padru, a circa 30 km dall'arrivo, sono i Watt dei due battistrada a segnare una delle fughe più importanti di questa edizione del Giro. A 300 metri dall'arrivo però non c'è volata, ma invece è il fair play a diventare protagonista di tappa. Dopo scambi e collaborazioni irregolari per tutti gli 88 km, Costanzo, appagato dalla difesa della maglia rosa, applica la regola non scritta del ciclismo e lascia, in accordo con Leonardo Mona, la vittoria di tappa all'avversario. Sul terzo gradino del podio, con ben 6 minuti e 6 secondi di ritardo, sale Federico Righetti. Il successo permette a Mona di scavalcare Farinelli, quest'oggi nono, nella classifica generale, mantenere invariato il divario e provare il tutto per tutto, con 1,50 di ritardo da leader Costanzo, nella prossima tappa, l'ultima del Giro. Sì, è stata una bella gara, siamo andati in fuga fin dai primi chilometri, abbiamo collaborato bene io e Andrea, la maglia rosa, e come regola nel ciclismo abbiamo deciso che la maglia rosa mi lasciasse la vittoria ed è stato un bel gesto da parte della maglia rosa. Che gara è stata in generale? Che confronto è stato? Siamo andati di comune accordo, avevamo deciso che dovevamo guadagnare, volevamo tutti e due arrivare fino in fondo e abbiamo collaborato dall'inizio alla fine e basta. Purtroppo ho perso tanto tempo a cronometro e basta, adesso domani c'è l'arrivo in salita e spero in un'altra vittoria di tappa perché ormai il Giro penso sia andato. Sì, era doveroso lasciare la vittoria a Leo perché comunque è stato un ciclista estremamente corretto, ha lavorato tanto in salita e quindi poi comunque meritava di vincere la tappa, essendo che ha aiutato tanto ed è stato un ragazzo molto generoso anche lui nei miei confronti. Raccontaci un po' questa gara, siete andati via praticamente quasi subito nelle prime salite, poi inizialmente una fuga a 3, poi solo a 2 sino alla fine avete praticamente collaborato sempre. Sì, allora che ha avuto l'iniziativa della fuga, oggi partiamo dal presupposto che avevamo poco margine dal mio secondo, quindi l'unico modo di difendermi era appunto sperare in una fuga e accodarmi e cercare di prendere il più margine possibile, così è stato. Poi sì, quello che ha avuto l'iniziativa per la fuga purtroppo ha avuto una crisi e alla fine ci siamo ritrovati in 2 con Leo, dove abbiamo collaborato comunque dall'inizio alla fine della gara, così è stato fino ad ora. Adesso una sola tappa con poco vantaggio, come lo gestirai? Anche quella sarà tutta da interpretare, da difendere, quindi vedere al momento la soluzione più opportuna da adottare. Ecco. E in più sono contento che abbiamo portato un pezzo di Federico al Giro di Sardegna portandolo anche ai vertici, quindi questa è una cosa che mi fa estremamente piacere sia per lui che ci assisterà e sia per tutta la famiglia. Ecco. Tra le donne è successo per Anna Giesen, che chiude in volata davanti a Maria Cristina Prati. Alice Capone approfitta dell'importante ritardo della leader Drysdale, oltre 4 minuti, e conquista la nuova maglia rosa del Giro. È stata una gara molto complicata e dovrei soprattutto dire scusa alla ragazza che è arrivata seconda, perché quando eravamo in gara ci stavamo un po' aiutando a vicenda, però l'ho sperata perché alla fine devi sempre provare a vincere, ognuno per se stesso. Emozione mai scontata neppure nel Gran Giro. La gara ha segnato una prima illusoria fuga di alcuni corridori. Presto riagganciati dal gruppo è stato un team di 12 corridori a procedere spedito e compatto verso il traguardo. L'arrivo in volata ha premiato Patrick Nastasi, che ha chiuso in 2 ore 38 primi e 33 secondi davanti a Mattia Bevilacqua e all'olandese Roland van der Sloot. Il successo non ha scalfito la leadership di Benedikt Elbig, autentico fenomeno del Giro, con oltre 8 minuti di vantaggio. Tra le donne, vittoria di tappa
tappa per la svizzera Jutta Stinen, autrice di un bel testa a testa con Annalisa Prato. Decisamente staccata, con oltre 10 minuti di ritardo, Dana Wagner. Anche in questo caso nulla cambia nella classifica generale del Giro. Venerdì 29 aprile è in programma l'ultima tappa, il finale in salita. Si tratta di 39 km con un dislivello di 803 metri, un incantevole colpo di reni finale verso Torpè, costeggiando il lago di Posada, fino ad arrivare, comunque a braccia alzate e capelli al vento, a tagliare il traguardo.